uno sforzo incredibile. Grazie. È voluto essere presente al negozio appena dimesso dall'ospedale per dare un altro segnale. Ecco, lui forse ha dato un segnale più questa è una cosa importante. Io sono ancora qua. Sono commosso di tanta solidarietà perché non me l'aspettavo da regalare tutta questa solidarietà. Vi ringrazio tutti quanti, ringrazio il sindaco che è stato vicino a me dal primo momento che ho avuto quella brutta situazione, mi è stato vicino, mi ha confortato e mi ha dato solidarietà. Vi ringrazio tutti quanti su Facebook, mi hanno mandato tanti auguri e mi hanno dato coraggio a continuare. Io personalmente ho sempre lavorato, ho sempre fatto il mio dovere di genitore, di cittadino, sono stato sempre ligio alle cose buone, mai alle cose cattive, ho sempre dato il mio contributo a Gragnano, anche culturalmente, facendo una libreria per tanti anni e ho cresciuto tanti ragazzi che adesso sono tutti quanti giovanotti e giovani messi nel mercato del lavoro. E la mia speranza è che Gragnano risolva da questa situazione e non vada sempre indietro, vada avanti e continua a lottare per questa situazione. Ringrazio tutti quanti per quello che avete fatto per me e ringrazio il signor Enzo, ex signor